Oggi una notizia davvero strana, in effetti. Leggendo su un sito inglese, ragazzi, qualcosa di eccezionale proprio. Dal titolo credo che abbiate già letto che cosa hanno lanciato l'allarme i ginecologi perché questo caldo, diciamo, ultimamente le signore stanno mettendo i ghiaccioli nelle parti intime, diciamo così, e quindi si stanno riscontrando un sacco di infezioni. Giustamente è una parte delicata, quindi le ha detto l'esperta di non fare una cosa così. Questa è una cosa proprio nuova, ragazzi. Questa è la moda del momento, quindi non lo so, ma comunque il ghiaccio può attaccarsi alla pelle delicata, quindi mi raccomando, lo so che è un argomento un po' particolare, però il ghiaccio può attaccarsi alle pareti e causare traumi e danni e lo stanno facendo perché fa caldo, quindi diciamo una cosa quasi ridicola. Quindi diciamo che no, 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 tutto a posto, sì, sì, no, leggendo quest'articolo in inglese ho fatto la traduzione e addirittura hanno fatto questa cosa diciamo, in America, adesso è uscita questa moda, diciamo. Non ho mai fatto video su queste cose, non sono uno, però la notizia è un po' particolare, quindi l'ho voluta fare, diciamo. Quindi da un ginecologo inglese arriva questo allarme strano, in effetti. Non mettete i ghiaccioli nella vagina perché è pericoloso. Cioè, vedi la mente della persona dove arrivano. Giustamente il ginecologo dice che il ghiaccio si attacca alle pareti e causa traumi e danni anche gravi. Quindi diciamo che è una cosa che sta andando come di moda, diciamo, non lo so. Anche perché dice che il raffreddamento in effetti è locale, passa subito perché il cervello subito mette in moto il calore che ci sta nel corpo, quindi è inutile, dice, non serve a niente, è una cosa che il cervello dà l'impulso del calore umano, quindi non farei nulla, saranno 5-6 secondi di refrigerio, poi passa, però puoi avere problemi, diciamo, pure gravi in effetti, quindi stanno facendo questa campagna contro questa moda che sta andando di voga, quindi penso un po' quest'anno che cosa è andato bello di moda, mettere il ghiacciolo, è una cosa buona, dai, ogni tanto le cose strane escono, quindi giustamente è una, come dire, una serie di moda hanno detto, quindi adesso si porta il ghiacciolo nelle parti intime. Chissà l'anno prossimo che cosa uscirà, non lo so. Vabbè ragazzi, da stamattina sono stato già impegnatissimo giù a Salerno per cose mie personali, quindi sono ritornato a Momò, quindi sono ripartito con un bell'articolo che ho trovato in lingua inglese, ho fatto la traduzione e mi è uscito fuori questo articolo proprio strano. Avevo già letto dall'inizio che era una cosa particolare, però facendo poi tutta la traduzione è uscito bello tutto questo argomento. Quindi ragazzi mi raccomando, non usate i ghiaccioli, mangiateli. Quindi una cosa di pazzi, mamma mia. La gente veramente. Sì, sì, no, ma mi diverto sì. Questi ghiaccioli invece di mangiarseli, dai, avvocate. Ragazzi, i gelati si mangiano, non servono per altro. Quindi attenzione. Vedi che deve fare, avvocato, deve fare anche prevenzione contro... Ciao Maria, devo fare la prevenzione contro i ghiaccioli. È un'altra cosa, un'altra novità, vedi? Vedi ragazzi, quando andate al supermercato non comprate i ghiaccioli, né calippo, né ghiaccioli al limone, fragole, nessun tipo di ghiacciolo. Ma non lo so, Maria, qua più avanti si va peggio è. E hanno scritto che ora tutti quanti, ma sai perché è uscito? È uscito perché sono andati tante persone in ospedale che avevano fatto questa cosa e allora, allora giustamente
sono andati lì e tutti ultimamente l'ospedale ha detto ma perché vengono tutti quanti con sta cosa così? È uscita fuori che queste persone stanno usando i ghiaccioli nelle parti intime. Perciò è uscita fuori questa cosa, perché andavano in ospedale che avevano giustamente lacerazioni, bruciori, che ne so. Comunque l'ospedale ha detto ma come mai ultimamente tutti quanti vengono così? È uscita sta cosa della moda del, diciamo, non del calippo, ma che mi fai di avvocate del ghiacciolo che le stanno mettendo nelle parti intime. Quindi, ragazzi, i gelati si mangiano, quindi sia ben chiaro. Ma stanno da fuori proprio qua. Io già mi immagino al pronto soccorso. Dice, signora, che cosa ha? No, no, c'ho un ghiacciolo, dai, no, ragazzi. Non si può fare questo. Uno arriva al pronto soccorso, dice, signora, che cosa ha lei? No, veramente mi è rimasto il ghiacciolo. Ya. Potrà essere veramente più migliore, ne? Al limone. Vabbè, facciamoci una risata, ragazzi. Ogni tanto un video stupido pure fa bene. Però questo qua è una cosa proprio nuova, proprio, mamma mia. Ci ho messo tempo a fare la traduzione, ma ne è valsa la pena. Ragazzi, quindi mi raccomando, non comprate i gelati voi donne. Quando andate al supermercato, comprate la vaschetta. Capite? Non comprate il calippo, non comprate i ghiaccioli, non comprate queste cose qua. Comprate i gelati nella vaschetta. Vabbè ragazzi, un saluto e ogni tanto facciamo girare la risata, va? Ciao ragazzi, buon appetito a tutti. Mo vado a mangiare pure io perché da stamattina alle 8 che sto in giro. Adesso sono ringasato e quindi tengo fame. Ciao avvocatella, ciao Maria, ciao Cinzia, ciao a tutti. E mi raccomando ragazzi, ghiacciolo no, Spargete la voce.